Dicevo al tuo tecnico DS che il tuo lavoro concluso. Magari. No, dai, siamo contenti di quello che abbiamo fatto, abbiamo cercato di ringiovanire la squadra rispetto agli anni precedenti, adesso vediamo il campo delle risposte, speriamo. È quello che diceva appunto giustamente il tuo mister. C'è stato questo rinnovo, insomma, perché via parecchi senatori, arrivo di qualche interessante giovane con cui lavorare, dicevo, può essere bene o male, insomma, rispetto poi a quello che succederà. Sì, allora ce ne sono andati diversi giocatori importanti, faccio un nome su tutti che è Matteo Nicoletti, che è rimasto con noi diversi anni, ha fatto più di 100 presenze, giocatore importantissimo, ma molti altri che ringraziamo. Ripartiamo con questo nuovo ciclo nella speranza che possa essere un ciclo che ci dà soddisfazioni. Non abbiamo obiettivi veri e propri da dichiarare, vogliamo cercare di diventare gruppo il prima possibile perché effettivamente siamo tantissimi giocatori nuovi e magari divertirci e far divertire. La presentazione è il 7 agosto prossimo, conoscendo il presidente, conoscendo anche te, diciamo che questa non me la racconti giusta, qualche cosa in più cercherete rispetto allo scorso anno. Beh, allora, noi ci cercheremo di entrare in campo sempre per vincere tutte le partite, dalla prima all'ultima. Dopo, sai, c'è anche l'avversario. Chiaro che ci siamo rinnovati tanto e non è giusto neanche vendere fumo a chi ci segue. L'obiettivo nostro sicuramente è di vincere più partite possibili, su questo non ci piove. Ti sei già fatto un'idea di che campionato sarà? Credo sarà un campionato molto equilibrato. Vedo che diverse squadre si stanno rafforzando, non so chi potrà fare la parte del Leone, anche se i soliti nomi li conosciamo tutti. Noi speriamo di, ripeto, divertirci, divertire e magari. Buon lavoro! Grazie mille.